Bentrovati! Per questo appuntamento con l'ABC della cucina felice vi propongo una pasta ripiena. Prepareremo insieme i cappellacci alla zucca. Io mi sono già portata avanti, ho preparato l'impasto che sta riposando in questo momento, anzi si sta rilassando, e questo qui non vi mostro in questo video come realizzarlo perché trovate un video apposito qui sul mio canale YouTube che è quello della preparazione della pasta all'uovo. E questa qui, in questo caso ho impastato 600 g di farina e 6 uova, la sto facendo riposare come vi dicevo e ho già cotto la zucca. In questo caso avevo una zucca di dimensioni che mi consentisse questo tipo di cottura, quindi l'ho cotta semplicemente recisa a metà, inserendola in questa teglia che ha un coperchio che crea, diciamo, vapore all'interno, quindi agevola la cottura. Una volta uscita dal forno togliamo il coperchio e la facciamo raffreddare. Possiamo già tenerla qui sul tagliere perché mentre la pasta riposa noi andiamo a preparare la farcitura. Vediamo come. Aiutandoci con un cucchiaio preleviamo la polpa dalla nostra zucca, cuocendola così si fa praticamente pochissimo scarto perché riusciamo a non lasciare polpa attaccata alla buccia. Questa è una zucca butternut che devo dire che io prediligo laddove posso, anche perché qui nelle mie zone la zucca per esempio delica o la mantovana non si trovano facilmente, quindi questa è quella che mi dà più soddisfazione in termini di consistenza e gusto, dolcezza. Facciamo lo stesso anche con l'altra metà. Raccolta la polpa della nostra zucca, andiamo a lavorarla con un cucchiaio e una forchetta per ridurla in purea. Passiamo adesso a condire la polpa della nostra zucca. Come? Ovviamente potete personalizzarla come volete. Io vi racconto come la realizzo. Aggiungo della noce moscata. Con la zucca la noce moscata ci sta proprio bene. Del pepe nero, del sale, del parmigiano, del grana padano come in questo caso, e voilà. E per ultimo, ma non per importanza, aggiungo al composto anche degli amaretti sbriciolati che hanno un duplice valore in questa ricetta. Incentivano la dolcezza della zucca e tra le altre cose il sapore di mandorla amara, di nocciolo d'albicocca che spesso è inserito in questi biscotti si sposa benissimo con questa preparazione. In più, avendo una consistenza mollicosa, farinosa, biscottosa, tendono ad assorbire l'umidità della zucca. Se non vi piacciono, volete ometterli, aggiungete al composto del pane raffermo grattugiato, quindi del pan grattato. Si sbriciolano facilmente, potete tritarli o triturarli all'interno di un sacchetto di plastica e via. Ne vado ad aggiungere ancora qualcuno. Il ripieno dei nostri cappellacci è pronto. Lo facciamo riposare, così si addensa un po', l'amaretto assorbe un po' e iniziamo a lavorare la pasta. Agganciate nonna papera oppure utilizzate il matterello per stendere l'impasto se preferite. Prelevatene una parte, schiacciatelo un po'. Io vi mostro oggi come utilizzare nonna papera. Infarinatelo con un pochino di semola e lo andiamo a passare attraverso i rulli partendo prima dallo spessore maggiore e voilà. Ripieghiamo e ripassiamo e ancora. In questa fase andiamo a lavorarlo in questo verso, dopo invece andremo a cambiarlo, andiamo a passarlo attraverso il taglio così. Quindi ruoto l'impasto e lo passo attraverso la macchina. Procedo andando man mano in ordine e assottigliandola fino alla dimensione che voglio ottenere. Che per queste preparazioni, quelle che prevedono appunto il ripieno umido, non deve mai essere troppo sottile. Come vedete ho tagliato l'impasto a metà per comodità. Stese le prime sfoglie possiamo passare alla farcitura. Organizziamoci così.
diamo le forme ai nostri cappellacci all'inizio, così ci organizziamo per il quantitativo di ripieno che dobbiamo andare a mettere all'interno. Prendiamo un coltello e andiamo a realizzare delle guide, dei quadrati, più o meno ovviamente delle stesse dimensioni. Ovviamente lo scarto lo andremo a reimpastare e a rilavorare. Adesso muniamoci di cucchiaini, così ci fanno anche un po' da guida, e andiamo a mettere un generoso, mi raccomando, generoso cucchiaino di ripieno all'interno dei nostri quadrati di sfoglia. Inumidiamoci le dita, la passiamo sui margini del nostro quadrato di sfoglia e facciamo questa operazione qui. Punta, punta, schiacciamo sui bordi, dopodiché prendiamo i due lembi laterali e li andiamo a sovrapporre. Così facendo avremo realizzato il nostro cappellaccio. Avremo dei cappellacci carichi di impasto. Non vi preoccupate se all'inizio potete fare un po' di fatica con la manualità, ci prenderete l'abitudine. Semmai lavorate un impasto un pochino più spesso all'inizio e anche un pochino meno ciccione di ripieno, quindi meno pieno di ripieno. Ultimata la preparazione dei cappellacci, che vi consiglio di tenere su un tagliere di legno, su della carta assorbente, proprio per assorbire l'eccesso di umidità, mettiamo l'acqua sul fuoco e prepariamo un condimento. Vi suggerisco un condimento saporito a base di salsiccia, di pancetta, di salumi, di funghi oppure di formaggi. Io ho scelto di preparare una fondutina di gorgonzola. Metto sul fuoco panna, latte, faccio scaldare. Ci serve una temperatura in grado di sciogliere il formaggio e non stracciarlo. In generale quando si fa una fonduta stiamo sempre intorno sotto gli 80 gradi. Preparo dei tocchettini di formaggio che poi andrò a sciogliere all'interno del compost. Quando latte e panna avranno raggiunto la temperatura, togliamo dal fuoco e aggiungiamo il formaggio. Nel frattempo l'acqua bolle, saliamo e buttiamo giù i cappellacci. Ci possiamo già preparare per condire i nostri cappellacci. Io preparo un'altra pentola nella quale li salterò su una padella. Assaggiamo la fonduta di sale. In genere i formaggi la equilibrano, però noi l'attenzioniamo. È perfetta. Ne trasferisco un mestolo all'interno della padella e ci andrò a condire in questa i cappellacci che ho messo in pentola. Questi sono per gli altri. Come avete visto ne ho fatto una certa quantità. Le faccio prendere giusto il calore necessario per mantecare la nostra pasta, ovviamente occhio, altrimenti straccia. Siamo stati attenti poc'anzi e perdiamo il lavoro fatto. E preparo il piatto per impiattare. Una bella fondina nera in contrasto, qualche amaretto e della granella di noci. Ci siamo, li scolo all'interno della fonduta e li salto. Facciamo rapprendere giusto un momento il sugo, nel frattempo aggiungiamo un po' di pepe. Ancora un pochino di noce moscata, saltiamo e impiattiamo. Aggiungiamo ancora un po' della nostra fonduta, qualche noce e un po' di amaretto. E voilà, i miei cappellacci alla zucca con fonduta di gorgonzola sono pronti per essere assaggiati. Ma vuoi mettere la festa sulla tavola della domenica? O delle festività di Natale? Questa è un'idea, Prendete nota e alla prossima!